Sento un rumore di macchine, di trapani, sento un rumore di pietre. Chi c'è attorno a lei, con lei? E ci sono le squadre, cioè ci sono i componenti della squadra dell'USAR del Veneto che stanno lavorando, che stanno spostando le macerie e le pietre per poter effettuare queste ricerche. Quello che sente è il rumore della motosega per tagliare dei puntoni da posizionare per cercare in qualche modo di aumentare il livello di sicurezza delle strutture e poter lavorare quindi con un limite, con un margine di sicurezza maggiore. Mi trovo in centro, in una delle vie laterali del corso di Via Matrice, dove uno di una serie si presume che possano esserci ancora delle persone, per cui si cerca di individuare degli indizi, non so, dei segnali che ci possano dare delle indicazioni e scavare poi in corrispondenza per trovare eventuali tracce. Per cui siamo impegnati ancora nella ricerca di eventuali persone sepolte sotto le macerie. L'area dove sono depositate le salme è macabra, nel senso che ci sono persone, familiari ai quali viene data anche un'assistenza psicologica, che attendono di poter effettuare il riconoscimento dei loro cari e poi farli trasferire presso l'obitorio.